In occasione del 59° anniversario della frana di Agrigento, che avvenne il 19 luglio del 1966, che ha inferto al centro storico della città una ferita mai guarita, l'Ordine degli Architetti di Agrigento lancia l'idea di bandire un concorso di progettazione finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica per recuperare e valorizzare i quartieri di Santa Croce, Rabato, Addolorata, dove oggi sorge il Parco Icari. Un concorso di progettazione, ha dichiarato il presidente dell'Ordine Rino Lamendola, richiamerebbe i migliori specialisti del settore di livello internazionale e alimenterebbe un confronto di idee progettuali sul recupero dei quartieri distrutti dalla frana del 1966. Siamo pronti a supportare tecnicamente l'amministrazione comunale, continua il presidente dell'Ordine Lamendola, attraverso un protocollo d'intesa che coinvolgerebbe anche il Consiglio Nazionale degli Architetti, il quale concederebbe certamente l'uso della propria piattaforma informatica e il supporto tecnico a titolo gratuito per l'espletamento digitale delle procedure concorsuali. L'Ordine degli Architetti, avendo un tempo acquisito una notevole esperienza nel settore, potrebbe inoltre collaborare con i tecnici comunali per la redazione del documento di indirizzo alla progettazione e del bando di concorso. Il progetto, valorizzando il Parco dell'Addolorata, aggiunge il presidente degli Architetti Lamendola, potrebbe rilanciare il percorso costituito dalla via Atenea, piazza Pirandello, via Garibaldi, al quale asse attorno aggregano e valorizzano il centro storico, che avrebbe fatto 2 ingressi, uno da Porta di Ponte e l'altro dall'Addolorata, ma affinché questo progetto possa funzionare sono necessarie un paio di condizioni: realizzare 2 ampi parcheggi in corrispondenza delle 2 porte d'ingresso nel centro storico e la contestuale adozione di nuove politiche urbane tendenti a ripopolare città antica, stimolando i cittadini a investire nel centro storico per recuperare la propria casa abbandonata, riaprire botteghe commerciali e artigianali lungo il suddetto asse urbano. Allo scopo, da tempo proponiamo invano alle amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi 20 anni l'esenzione delle tasse come IMU e Tari per un periodo di 5 anni per i cittadini che investono nel centro storico. Le mancate entrate nelle casse comunali, conclude il presidente dell'Ordine di Agrigento Lamendola, verrebbero presto recuperate e incrementate con il fiorire di attività commerciale lungo l'asse di riaggregazione del centro storico, che tornerebbe così a essere il cuore pulsante della città, consolidando le radici culturali della nostra comunità. La sfida del concorso internazionale potrebbe essere proprio questa: acquisire un progetto che non si limiti a prevedere interventi edilizi e opere pubbliche, ma che vada oltre, promuovendo nuove politiche urbane per il recupero del nostro centro storico.